i programmi di chat, Gianmarco. Ah, No, però c'è l'installer, glielo posso reinstallare. Penso che a chiunque lasci il computer così ci lavori tutta la giornata, ci sei tu vicino, non succede niente, lo riavvii per fare la live, spariscono i programmi dal computer. Vabbè, mi sembra giusto. Infatti i suoi collegamenti che sono spariti perché il programma sotto l'installazione, a meno che non si sono andati a cancellare solo tutti i collegamenti per non so ancora quale motivo, però va benissimo così, va bene così. Allora, Gianmarco, dovremmo leggere la chat. Dove? Qua possiamo giocare. Io metto il silenzioso. Sì. Ok, a posto. Gianmarco, manteniamo la tradizione. Siamo saliti di un altro per cento. Siamo al 5%, Gianmarco. Che non è. Quindi dovremmo fare 95 live e abbiamo finito. Di base. Sì, di base. Se continuiamo così. Forse. Allora, inizia battaglia. Allora, qui c'è il cascione. Lui qua c'aveva il fatto delle monete. Sì. Lui c'ha, sì, è il movimentista praticamente. Ok. Fermati qua. Fai fuori lui. E te ne torni indietro. Ecco qua. Prendi pure un po' di erba gatta e via. Allora, qua non ci conviene fare altro. Ragazzi, voi a sto punto il tempo che si avvicinano è tutta la cassa. Almeno gli abbiamo fatto fare un passettino in avanti. Allora, moschina, gatto che sputa. Ehi. Ce l'abbiamo perforazione. No, qui no. Cazzo, questi tutti in linea. Lo so. Oh, ci facciamo un nuovo cavolo. Sì. Allora. Possiamo solo toglierci questo è un po' a distanza. Questo qua. Oddio, un attimino sciolto. Potresti pure fare movimento e zampata. 6, 11. Aspetta un attimo, aspetta. Ni hao. Ha detto ni hao. A posto. 5 di danno. Moneta lasciamo così. Col prima è sempre miau, eccetera, eccetera. Ok, allora. Abbiamo fatti decisamente forti. La passiva, perdonami. No, è ok. La passiva di chi sei tu facevi? Testa dura. Il fatto che il tipo di ferita si prende lo scudo. Ok. Abbiamo pure da fare? Allora, possiamo fare così e ci togliamo quest'altra. Che altro ha lei stesso? Sì, questo. Vabbè, a sto punto. Allora sì. A posto. Vai, vai. Segno d'affetto. Ok. C'è la strada bloccata, però possiamo vedere di andare di qua. Ragazzi, state un pochino dopo facciamo un po' di lecca. Sembra un pochettino da. Allora, a sto punto facciamo fusi. La moschina qua. Questa non lo possiamo fare. No, vabbè, a sto punto. Tanto. Ci togliamo questo da qua. Tu puoi andare qua. Leccatina. Pesciolino. E c'è spawnato l'uovo. Sì. Drena cervello, specialista degli attacchi magici a raggio d'azione infinito. Contrattacca un incantesimo per ogni turno.
Se comincia il turno con il suo contrattacco per incantesimi ancora disponibile, lo converte in un bonus. Mamma mia. Una volta era un nemico, ora è nella tua squadra. Ti seguirà nelle battaglie future se non muore. Attenzione. Sì, questo ce lo dobbiamo... C'ha 8 d'energia pure. E gli fa il missile mentale. Topperia, ne può fare 3. Più contro incantesimo. Se qualcuno inizia un attimino a... Ti posso dire, attiva io lo stesso, tanto è gratis. Questo a prescindere è sempre buono attivare. Cazzo, mo se sparava a lui era ottima la cosa. Ragazzi, però state un po' rompendo i coglioni, eh. Uno non vorrebbe dirlo, però... Spostano un po' dal bordello. A questo punto. Prendi soldi. Prendi soldi. E mettiti in posizione di cura. Ecco qua. Facciamo... Dottor Regen, bonsoir. Ciao Regen bello, buonasera. Facciamo uno e facciamo 2. E ci siamo tolti l'ora da mezzo. Fai il movimento e fagliene un altro addosso a quello. Che altri sei. Ah già è vero, aspetta. Aspetta. Scamazza. Suca. 8 di danno. Profitta per un 12, 24. Ok. Facciamo così. Facciamo un po' così. A posto così. Andiamo di qua. Banda. Cazzottino. E abbiamo vinciuto. Top. Abbiamo vinciuto. Abbiamo guadagnato un nuovo pet, Regen. Abbiamo testone mistico. Allora Branco, incornata, battitore, trova una roccia. Allora, Branco lancia un'unità su una casella vuota entro 3 caselle da te. Poi i tuoi alleati ti attaccheranno se ne hanno la possibilità. Ok, quindi tu puoi, però costa 9. A lui 9. È un bel po', no? Scatti 3 caselle, infliggi danno livido e spedisci ciò che colpisci verso la tua casella d'origine. Aumenta tutto il danno fisico in arrivo. Io ti direi forse battitore Lozzi mi sembra un pochettino più efficiente a questo punto. Butta a fanculo un'unità. Se non l'avete visto, date un'occhiata a Knight of the Seven Kingdoms, che è una serie, se non mi sbaglio. L'ho già sentito. È su HBO Max. Sì. Sì, ogni volta che lo apro mi esce, vedila. Se Se Regen dice vedetela, a Regen gli do ascolto. No, però, domanda che ti pone il Jammox. Noi abbiamo l'arpione che toglie toglie la spinta e becca i 3 danno in più, quindi dovrebbe essere il 3 di danno qua dell'abilità più l'eventuale danno da spinta più il danno quello là. Caselle, oggi vediamo battitore, testiamo. Guarda di battitore, testiamo. No, me l'hai smontato. Io non ho visto niente del Trono di Spada. Io lo abborro purtroppo, Regen. Ho visto solo l'inizio della prima puntata e pensavo avevo messo un porno, vi dico la verità. Provate pure a vedere le successive, non mi ha detto niente, so che forse sbaglierò, no? Prima o poi la recupero in qualche modo. Tanto se sta su HBO Max a sto punto. Tanto dopo che ho visto Madame Web mi posso vedere qualunque cosa. Non insultare Madame Web. Allora, questa è la mia shit. Flacone di pillole giace dinanzi a Giallucat. Si domanda cosa possa esserci all'interno. Apri con 4. Esamina con 4. Ignora con 0. Anzi con 99. Allora, se proprio lo devi fare, che non ce la fai, dovresti fare esamina, credo. Proprio lo devi fare. È andato bene. Sì, allora abbiamo preso paracetamolo, disco biscotto, caramella cerebrale, rabbia di steroidi, un'altra caramella, altri 2 disco biscotto e del paracetamolo. Adesso dobbiamo vedere che è fatta sta roba. È una storia... Ah, non serve vedere il trono, è una storia su un cavaliere scemo che cerca gloria. Guarda, me l'hai venduto perché il cavaliere è scemo. Vai, proviamo a dargli un'occhiata allora, vai. Allora, capiamo. Abbiamo la pala. Vabbè, e disotterra un cadavere. Aspetta, Gianmarco, io sto iniziando a dubitare di una piccola cosa, è che alcuni oggetti sotto, vedi, hanno questa specie di triforza sotto. Hanno dei disegni diversi, sì. Così come il fiocco. Io credo che alcuni oggetti importanti che devi usare in alcuni punti specifici, hanno sto disegno sotto. Per di più noi vogliamo andare al cimitero. Magari là, a un momento tieni da giocare. Allora. Ottieni più 10 all'armatura.
Ottieni più 5 al carisma. Per il resto della battaglia ottieni 6 mana. Caramella Va più bene. 5 all'intelligenza, più Per la 5 alla forza, forza, intelligenza. Un'altra volta questo. Bacio e via. Ora prenderne tante, che effetto farà sui gatti? Che tu vuoi che le prendi e non succede niente? Forse Sì, sblocchi certo. la perk come in Isaac. Allora, a lui potremmo iniziare a mettere quella là che dà 10 di scudo, lo pure. Quella con lo scudo. Che Paracetamolo. non fa male, pure a inizio battaglia. E a lui lo in realtà pure a lui lo scudo, perché prende delle boffe fenomenali. A posto. E loro stanno Tu bene. no, perché magari ci fesci qualche altra cosa. Questo dandoci con meno usare lo perché non abbiamo lo spazio per tenerci. Guarda, me la metto anche perché c'ha attacchi illimitati. Oh, non è limitato come lasciamela, l'altro. no? Allora, altre pilloline ce le teniamo così. A posto. Nuovo fight. E qua si usano subito, così. Subito. Allora, questo è quello delle trappole. Sì. Mo ci dobbiamo solo avvicinare a lui. Però lui basta che sta fermo qua e lo iniziamo piano piano a mitragliare. Allora, aspetta. Iniziamo a fare così. Si è pure preso la mira. Sì. Il marchio. Sì. Quindi, ok, dopo mettiti pure lo scudo. No, cioè, ma al momento no. Al momento no. Che lui non ci attacca da vicino. Quindi al momento teniamo. Poi magari una casella d'erba. Allora, io ho una sorta di... Non è spoiler, è una cosa che io già avevo pensato parlandone con Giuseppe, che sta un pochettino più avanti. Da come mi è parso di capire, le boss fight non sono sempre uguali. Pure che lo stesso nemico possono fare cose diverse. Sì, sì. Allora, no, per il momento noi mettiti una casella d'erba almeno. Ci mettiamo qua. Almeno ti prendi l'evasione. No, se fai sempre quello, allora la trappola è qua. A posto. Al momento ce n'è solo una qua. Sì. No, ce n'è un'altra pure là. Sempre nella zona qua. Aspetta, sopra dovrebbe stare qua. Ok, quindi qua e qua. Sì. Ho visto un tizio che affrontava sto boss che segnava col pennarello dove metteva le trappole. Allora, noi... è comunque una strategia. No, ma sto gioco così va fatto. Noi facciamo un po' tutti insieme. Vediamo un pochettino di capire. Io credo dovrebbero essere là. Sì. Quindi se noi facciamo il giro qua. Ok, teniamo in mente. Regen, tieni a mente queste qua. Dici sì e siamo a posto. Qua non ci possiamo più muovere. Per il momento no. A posto. Ok, un'altra qua e sempre le due qua. Sputa il merda. Qua è tutto pulito? Sì. Ok, altra cosa. Vorrei spingere... Ok. Penso che lui ti abbia finito con le sì. Allora, curati tu, lo zio, a questo punto. Spuntino. Un HP in più. Questa ce la possiamo facilmente ricordare. Sputo. Tocca Sputol. Ah no, ce n'è nato un altro. Ce n'è nato un altro. Aspetta un attimo. Che culo. Aspetta un attimo. Questo Massimo deve andare qua e non lo possiamo attaccare, va bene. Per il momento aspetta. E lui invece becca tutti. Ecco qua. È questo. Ti metti questo per sicurezza. Tu puoi provare ad andare da dietro. Wow, lo zio è broken. È broken. Allora. Là davanti è rischioso, mi sa. Allora, qua dritto per dritto dovresti poter andare. Se fa così dovremmo andare, riusciamo pure a colpirlo un attimino. Andrà bene? Sì. È andata bene. Suca. Beccati 10. A posto. Ok. Allora, se tu vai di qua... Vabbè, però ci avviciniamo. Ci avviciniamo. No, aspetta, è passato di qua, ho sbagliato a vedere la freccia. No, prima è scusate, Ok, ce l'ha davanti. Però sei figlio di bottana, eh. Allora, cure. Cure, aspetta.
Pure a sto punto. Fagli pure il pesciolo. Ah no, ce n'è pure un altro pacchero, Ozzy, per curare. Tu è full? Sì, fullato. Ok, allora fatti lo Tutti fullati. No, tutti full. La sono matto io, è cresciuta all'erba in alcune Sì, caselle. Sì, ogni sì, è turno normale. cresce Regen, sì. Infatti una delle abilità è pianta l'erba e poi dopo un paio di turni esce. Piano Ozzy che questo esplode. Non mi ricordo dove sta. Io non ti muovo. A te ti Tu non faccio hai sparare. bisogno, mettili il counters e basta. Diciamo che se tu vai da dietro qua... È poco forte sta abilità, comunque lui può stare fermo là tutta la fight. Broken, sì. È broken. Cioè, questo è proprio un famiglio forte. Sì. Vabbè, sì. Una volta tanto, sai faccio com'è? io, No, me ne che vado cazzo. Allora, Allora, Dimo, non so tu dove puoi andare, sono sincero. Non lo so proprio, Lozzi. Pensa che cammina e cai una tarantella. No, c'è una trappola. però riesco ad attaccarlo lo stesso. Non ti fa muovere di nuovo. Dobbiamo vedere se questo dopo si può attivare. Ci ho provato. Okay. Ci ho provato. Se ti fa usare il teletrasporto nel caso. Non ha manco così poca vita. Sì. Allora, aspettate solo un attimo perché ha scritto la presidentessa, quindi io devo vedere che può essere... Già stavo per preparare la live, all'improvviso sono successo cose, quindi perdonatemi un secondo. Ok. Ok, sì, ma penso che sia la cosa che ha preso Gianmarco. Poi ti spiego domani mattina. Ci stavo pensando prima a sta cosa qua. Ok. Allora. Da qua. Tu giustamente non ti puoi muovere. L'hai messa là dietro. No, ma un altro po'. Rotto il cazzo. Allora. Questo che faceva il Beetle? L'ultimo, il terzo, scusa. Adunata. Ce n'è solo uno. Purtroppo non funziona. Pure. Andiamo un pochettino qua. Infatti due cade pure agli altri. Anche perché recupera pure lei energia. Vabbè, abbiamo recuperato tutti e due. Di modo da qua non si muove, è bloccato pure lui. Tu, piccolino di zio, non ti muovere da qua. Tu vai perché c'è... Allora, tu puoi provare piano piano. Aspetta, ma ricorderò, mi si può trappola. Allora, aspetta, dobbiamo perdere un turno, dobbiamo fare così e dobbiamo risalire tutto di qua. Sì. No. Suka. Meno non le sta mettendo più. Allora, lui non si può muovere ancora. No, non si fa solamente il teletrasporto, bastardo. Lui non si può muovere. Dove cazzo andiamo? No. Così no. Non mi ricordo dove c'era. Allora, qua erano le due iniziali, sì. Stanno ancora qua. Poi un'altra l'ha buttata. Da qualche parte là. Ce n'è una alla tua destra subito, alla tua destra del braccio di Enzo. Qua a fianco. Là non puoi andare perché c'è la trappola là davanti. Non sta andando da nessuna parte, giustamente. Posso provare così, però aspetta. Che vuoi fare? Così. Mo parte la trappola. Tanto sta qua la trappola. No, sta sta pure qua. No, stai facendo finta che non c'è. Però se facciamo così. Se no, è per di là. Cioè che non posso fare le strade un attimino personalizzate. No, solo a modo suo, peccato. O forse c'è la modalità io non la so attivare. Prova una cosa. Vai. Alla tua destra, dove c'è la trappola, sì. Prova a far uscire il cadavere.
Quindi possiamo passare. Aspetta, il suo attacco... Ah, non è morto. Allora, Sì, è un avversario morto. questo secondo me la strategia può... Ok, c'era pure là, ok. Lo puoi colpire da qua? No. Diagonale no. No. Niente, Harry Potter. Aspetta. Godo! Aspetta. Godo! Vaffanculo. Godo! Stai un pochettino esagerando, però. Godo! Allora, però. a fianco a lui ti puoi mettere. Che qua non c'è. Allora, qui non c'è. L'aveva Qui- messa adesso? Non c'è. Non c'è. Noi mo ci stavamo. No, non c'è. È inciampato. È inciampato. No. Era un'altra cosa. Cioè, ma non Vabbè, curiamo e amen. Allora. Infatti due pure tu. Guarda, faccio salire te e recupero uno pure io. Peccatene. Sì, però non è giusto. Però ho visto la strada che ha fatto lui. No, allora, tu cucciolo, non ti muovere da qua. vai. Dai. Dai che ce la stiamo facendo, dai. Counter. Dai. Sto pensando, possiamo farlo scendere da qua. Tu continua. Tu continua. Vai. Tac. No, stavo pure nell'angolo là, vabbè. Non continuare più. Ma che palle sta boss fight, veramente. Ok, fermato. Aspetta. No. Sata. E abbiamo finito. Sata. A posto. Mamma mia, ragazzi, che palo nel culo. Oh, però ora abbiamo due minion. Sì. Allora, Capitombolo, sforzo, avvinghiamento e riduzione. Allora, Capitombolo, una casella in diagonale, non male. Sforzo, Per il problema di prima c'entrava giusto. No, sforzo non mi piace. Ricarica attacco e azione. Questo è quello che già abbiamo preso pure. A me, immobilizza unitariamente finché rimane adiacente, avvinghiamento è buono. Continui, più 20% di schivata, più 14, meno 2 al danno. Fermati, non scappare. Oggi secondo me questo infatti va Ma bene. ti devo dire qualcosa. Dobbiamo fare due chiacchiere. Sì. Allora. Allora. Nanni. Parliamone. Discutiamone un po' pacificamente tra persone civili quali siamo. Naruto. Naruto non c'è, a meno che Regen in realtà non è Naruto. Dovrebbe essere Regen e Naruto. Sì. Regen, secondo te dove dovremmo andare e perché? Avanti. Allora, il team non è scarso. Questo no, non è scarso. Non è propriamente super efficiente. E sono a livello 1/2. E siamo a livello Non sono 1/2. ancora neanche saliti di livello. Pacificamente fanno un po' cagare sti gatti. Regen non apprezza molto. Io sono ancora per una strada. L'obiettivo attualmente oggi è il cimitero. Quindi Sì, dobbiamo assicurarci almeno il però cimitero. per andarci belli carichi, visto che questo è il primo stage e il livello difficile è più facile, mettiamola così, farci un bel po' di equipaggiamenti. Vabbè, lo possiamo fare pure al mondo di dopo, nella discarica. Con la strada normale, però. Non prendiamo il percorso difficile là. Possiamo prendere. Allora. Vogliamo andare qua? Andiamo qua. Vai, andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Vai. Andiamo. Sicuro? Vai, andiamo. Vabbè. Andiamo. A palle dure. A posto. Ok. Allora, con calma, dobbiamo studiare. Allora, non ci sono le trappole a terra. Già questa è un'ottima cosa. Fai una bella cosa, lo zio. Siamo gatti con palle. Allora, vai sulla moneta là. Vai là. Allora, aspetta, a parte che da qua pure lo posso attaccare, non l'avevo visto proprio. E poi torno indietro. E poi te ne vai un'altra volta. Stanco. Suca. E poi arrivederci. Arrivederci. Suca. Io ho fatto... Easy. Allora, tu inizi a salire un pochino. Facciamoli avvicinare. Ok, tu sputi. Ok. Però va bene Ho così. messo il poisons. Sono un po' rompipalle. Allora, per il momento tu stai così e noi ti iniziamo pure a curare. A posto. Allora, tu sei un piccolo cucciolo con 12 di HP. Allora, tu ti metti dietro la roccia, sì. Se si avvicinano, sputa a destra e a sinistra. Troppo vicino. Ok. Sì, mettiamo lui che magari si può attirare qualche boffa. Lui poi fa pure la boffa più lontano. E siamo vicini anche di una casella. Top. Che era l'attacco base modificato, Sì, non è un attacco base extra. potenziato, sì. Ok.
Tu che sei bello e Tu sei caro, broken, appunto. però fai solo 3. Se iniziamoci a Sì, togliere perché questo rompe il cazzo. il grosso È il counter. da mezzo, e ogni volta che viene colpito genera le pulci, le larve. Bam, e blocchiamo il Attenzione. proiettile. Ok, questo no. Quindi proiettile normale no. Andiamo a spawnare Round una mosca. 2. No, round 2 è... Round 2. Fight. Allora, movimento. Allora, togliamoci il gattino birichino qua. Sput. 10. A posto. Ripristina movimento. E torna No, monete. Doppio. Monete e torna indietro. E torna indietro. Mettiti là, tipo là. L'energia no, ce la risparmiamo per altro. Tipo lui, forse un... Allora, tu uno avanti. Ah no, aspetta, c'è un nemico davanti. Aspetta, già morto. Miau. A posto. Possiamo andare avanti. Attacco qua così. E ce ne siamo tolti un altro da mezzo. E ci fermiamo. Dopo, però, aspetta, dopo tocca l'altro gatto. Dopo tocca un po' a tutti. Non ti conviene metterti lo scudo qua. Sì. Ok. Fine del turno. Ok. Vabbè, abbiamo la cura a fianco. Ok, No. dopo. Spara bene. Beh, non ci abbiamo più il lanciamissili, francesi. Sì. Basta! Allora, aspetta. Pure. Innanzitutto, Altra one cure, two cure is magical one. Adesso lo possiamo usare, lo zi. Stanno pure tutti vicini. Ah, questi due rientrano. Va bene, vai. Costringi unità ad attaccare. Ah no, aspetta. Mi sto confondendo con l'ira di Dio che avevamo nella run precedente. Allora, senti. Tu. Mi sono fatto un bel pianto, ora siamo vescovi una cosa e poi... Francesco, perché è No, successo? perché, Francesco? Stamattina stavamo bene, che è successo? La riunione di condominio ti ha distrutto. E che non fa così? Ah no, Gianmarco, Che è aspetta. successo? Questo non va usato sui nemici, questo va usato sugli alleati. Ah, Adunata, che io l'ho usato su di lui, attaccato e ha fatto pure il briciolo. Noi dobbiamo selezionare, facciamo fare un attacco in più agli alleati se sono vicino all'attacco. capito male. Vabbè. Ok, sput. A questo punto ti sputo in occhio. A posto. Ora tu c'è il cadavere davanti, quindi diciamo così. Non è che se ne va dopo questa la voce nel tuo orecchio grandi è tosta, vabbè. Ci sta, ci può stare. Io mi aspetto, Francesco, che da mo' che a breve Enzo purtroppo ci lascerà per la sua veneranda età, comunque sono 148 anni, immagino che un po' piangeremo anche per lui, no? Quindi non fa, no. Fiorellino. Purtroppo, camper. Vi ha recuperato 8 di energia e stavo cercando di capire perché. E lui oggi ogni volta che non usi il counter prende un Aspetta, bonus. se stavolta ci è uscito quello. Allora. Ok, quindi è randomico. No, Cruz. No, questa è stata molto dura. Spedisco che andate, poi te vedi tu, mamma mia, Francesco, Grazie mille, gentilissimo. questo è il tuo massimo per un amico Ah, come me. oh, ha detto mandi crisantè, quindi già è qualcosa. Ma non bene manca quindi. Vabbè, mandati fiori. È un Vabbè. merde. Questo è un dettaglio che già sappiamo, quindi cioè, non aggiunge nulla di nuovo alla storia. Quindi, Una persona vabbè. veramente orribile. No, è una persona coerente. Va bene, Merda, ma coerente. va bene. Ma sempre coerente. Un vero... Fermo. Madonna te. Chi resta in vita? C'è qualche larva in giro? Qua. Sì, qua in mezzo c'è qua. l'Arvul. Allora, qualcuno che ha bisogno delle cure a parte te? No. Anche te no, Francesco, non è quella persona là. No, non è quella, non c'entra nulla. Tu non puoi raccogliere niente. Non stiamo facendo la tech hit sul tubo, Francesco, non sono quei tempi. Allora, recupera un po' di energia tu. 2 monete. E vittoria. A posto. A posto. Non è nessun Mark No, 44, non no. esiste questa persona, non facciamo Allora, illusioni. amicizia. Sì, esatto. Dono divino, crociata e randomizzazione. Allora,
Nemico più vicino genera. Questo per cura sarebbe buono. Quale amicizia? Mm. Sì. E mettiamolo così, vai, lo testiamo. Anche questo però non è male. Due quadrati con il nemico più vicino. Anche questo è forte. Costa 3 e risparmiamo qualche punto movimento. Vai, allora proviamo questo. Non poter soprannominare i gatti, brutto essere al momento Re che non ce lo fa fare. Ma arriverà comunque come aggiornamento futuro. Quel figlio di puttana di Cappello della strega. 17-27 World Star. No, Francesco, non Neanche. nessun 17. Più uno al danno magico e non abbiamo il mago stavolta. Nel prossimo siamo a posto. Allora, evento. Ok, tu, ma è lui. cosa meglio? Caccole o cacca? Allora, apriamo il dibattito. Ecco. Ragazzi, non è... No, Francesco. Poi uno potrebbe dire che quando capita Francesco sul canale c'entra sempre la... Ecco, potrebbe essere... Detto, cacca. No, allora no, Francesco, no, fermi. Periodo cacca, hamburger, qualunque cosa, è passato, tutto a posto. Ma che scelta facciamo noi qua? Cacca o caccole? Sì, no, lui ha detto cacca. Tu cosa dici? Io, cacca, ovviamente cacca, questo chiaramente cacca, anche Reagan. Cacca. Tu vinci il mio premio. Anche abbiamo vinto dell'altro cacca. paracetamolo. Ok, a posto. Quindi abbiamo pure recuperato lo scudo che abbiamo dato a lui prima. Allora, chi c'è qua? Capo de cazzo. Non mi aspettavo tutta la banda minchia. Allora, vabbè, con calma e tranquillità si fa tutto, Gianmarco. Allora, calcolate, loro sono bloccati, d'attacco. Non possono uscire al momento. Quindi non mi avvicinerei troppo se sputano. Allora, io vado a fare un piccolo sopralluogo. Certo. Tutto a posto. Letteralmente vestito da stronzo. Sì, il tipo là è... Sì, si sembra un caccol. Ok, lui è uscito. Ok. Mamma di Pompei. Culo. Allora, ragazzi, ci proviamo. Fine del tutto. Allora, questo è la morte in questo momento. Devi andare a curare innanzitutto che abbiamo giallo e chi era il giallo che sta morendo. Giallo, già sei qui. Giallo, non morire. Ok. Sta benissimo. Ce n'è nato un altro. Ottimo, Vabbè, culo, ottimo. sì. Allora, e lui nell'acqua sicuro. Aspetta un attimino però. Può usare la cura, sì. Quindi se loro due vediamo di farli andare in acqua. Sì. Ok, allora, tu fermo qua. Tu inizia un attimo a... butta tutto. E metti il butta counter. tutto. Il counter. Che vita di merda. La colpa è di Gianmarco che ha fatto il democristiano. No, che ho fatto io? No, ragazzi, si affronta. Ho detto ho detto niente. C'è quel 10% di possibilità che ce la possiamo fare. Però se ce la giochiamo bene, forse... Bisogna rischiare nella vita, ragazzi. Allora. Il tempo. Lo mettiamo qua. Ma in realtà non sono male sti gatti. Ma non sono male, raga, perché gli amici che sono usciti qua sono molto forti. No! Però ci ha fatto spawnare Moscol. Ok. Allora sì, dobbiamo fare qualcosa. Adesso deve morire un po' di gente. Tu inizi ad andare qua. Sì. Lui c'ha pure il mirino. Ecco qua. E sono 10 danni. Già sta okay. Poi. Questo non lo possiamo fare. Gianmarco, aspetta. Non c'è il mana. È vero. E siamo all'inizio. Giustamente. Tutto cazzone. Non c'hai ragione. Quando uno ha ragione. Però tu c'hai ancora il marchio qua. Al momento ci arriviamo. Così uccidiamo. Iniziamo a toglierci un piccolo problemino dall'equazione. Boom! Rimasto con 3 di energia. Però. Ok. E lui è morto. Questo è per avvicinare un alleato. Ok. Ok, va bene. Ok. Siamo tutti là. Buono. Bravo. No. Ha rotto qualcosa? Sì, ha rotto il corpo. Tu avvicinati all'acqua. Sputacchiello.
Tu riesci a cogliere se ci mettiamo da qualche parte? Sputacchiello. No, sputacchiello no. Però lo potessi mettere Sputacchiello. nell'Airbus. Non ci No, arriva va bene, sputacchiello. dopo. Allora, Tu devi pure... Oddio. Allora. Aspetta però, aspetta. Rosso attacco. Ci avviciniamo. Non devi mettere però tutti a fianco che quello colpisce 3 caselle, lo zio. Se facciamo adunata possiamo fargli fare un altro attacco a Non lui. ce la fai con range. Allora, come range, No. se andiamo uno... Aspetta, da qua dovremmo farcelo, aspetta. Okay. Hai capito come? Lecca qualcosa. Sì. Ok. Tu. Perché no? Tutto a posto. Allora, voi aspettate un attimino. Voi aspettate un Dobbiamo attimo. finire un attimo. Che ci regoliamo con alcune cose. Non possiamo andare. Vai nell'erba. Ti metti là. Nel chill. Ok. Lui sta morendo ormai. Aia, bastardo. Dato grande botta finale, però va bene, ok. Ok, dopo 3 round hanno capito un attimino che dovevano togliere il gatto. Allora, però da qui noi possiamo fare così e ci togliamo lui da mezzo. Movimento, a questo ci arriviamo. Sì, e gli fai l'artigliol. Facciamo questo. Perfetto. Oddio, uno di danno dovresti reggerlo. Se no Loro non possono. No, oggi. non possono passare. Quindi solo lui ci può attaccare e arriva molto Sì. più avanti. Poi attacca qua lui. Metti lo scudo allora così. No, allora, a meno che non rompono il sacchetto della spazzatura, loro a lui non possono arrivare. Massimo possono arrivare qua. Sì. Questi che attacco fanno però? Di ampia gittata. No, lo possono fare davanti, da qua pure ci colpisce. Allora aspetta, in questo caso sì. Dobbiamo fare pure questo. Però vabbè. Vabbè. Allora. Poi ci mettiamo qua con uno davanti. No, aspetta. Prendiamo i soldini. E aspettiamo. Tanto ci ha pensato lui. Fetal Sputacchino lo facciamo entrare in acqua e lo là. facciamo bere un attimo. Cin cin. Ok. Abbiamo 3 pezzi. Tu puoi sparare. Massimo puoi vedere di avvicinarti un pochino da qua. Il rosso oggi deve essere curato. E se no io no. Ah no, sto girando. Puoi fare pesciol. Facciamo così. E anche tu recuperi un pochettino di energia nel frattempo. Ok, a posto. Allora tu inizi ad attaccare a lui qua. E a questo punto prendi pure queste monetine che stanno qua a terra. Ah no, lui non prende le monetine. Vabbè. Ha tolto la mosca da mezzo. Allora, andiamo a tancato, sì. arriva lui. Lui però dobbiamo fargli crescere un pochettino il mana, sì, perché se no le abilità non le usa. Ah, ma lui c'ha proprio 0. Ma sì. Per le statistiche forse c'ha carisma basso. Sì. Il cavallo c'ha proprio... c'ha proprio 0. Sì, e non va bene infatti sta cosa. Ok, questo c'è il mirino, quindi... Aspetta. Perdonami. Sì. Perdonami un attimo. Metti qua. Metti qua. Metti qua. No, ti devi mettere a mirare questo qua sotto l'occhio. Questo c'ha la pietra. Ah no, aspetta, c'è la pietra qua. Volevo far fuori questo perché c'aveva il mirino. Mettiti là. Da qua con un 3 caselle dietro. Vabbè, già qua, già va bene. Sono fa pure così volendo. Senti così, li dividiamo un pochettino. Allora. Pestalo. Mo da qua. O ci togliamo da mezzo il sacchettino o dobbiamo aspettare che muore lui. Allora facciamo così. Recuperi un po' di cibo. Lo lascio mezzo così, sì. Almeno così recuperiamo un pochino. Tu lui l'attacco sta aumentando sempre più. Sì.
Ah, perché gli stiamo mettendo in buff, lo zio, perché nessuno sta usando i proiettili. C'ha più 6 in attacco, lo zio. C'ha più figa 6 in attacco. È un fortissimo questo minion. Tutto a posto, possiamo dirgli fare... Occhio a non metterlo troppo vicino a questo esplode, eh. C'ha poca gittata, quello è il problema. Un momento. Ma possiamo leccare qualcuno? No, per 2 punti. Ci serve un po' di intelligenza un po' a tutti in realtà, recuperano veramente poco. Ok, iniziamo a fare così, almeno recuperiamo un punto. Ne è nato un altro. Minchia. Allora, qui c'è il cadavere. Togliamo il cadavere da mezzo. Ok. Stato giustamente quindi anche là. Ok, oggi lui si deve spostare un po' però. Spostalo un poco prima. Stavo per spostando. No, gli faccio pure questo qua. Aspetta, gli faccio sì. prima questo. Poi gli faccio un pochino di questo. E me ne vado. Anzi, vado a prendere pure l'energia. Ma A posto. Ma si stronzi da dove escono? Scusate. È mi pare il collare che abbiamo messo a uno dei gatti che ha una chance di far spawnare i minion. È l'uovo che ha lei. È l'uovo, L'uovo. Regen, Sì. stiamo sculando il 10% di chance ogni volta. Stiamo veramente sculando a sto giro. Tu addirittura puoi andare anche di qua. Quindi a sto punto. Mamma mia. A posto. Abbiamo fatto. Ragazzi, vittoria. Hai visto Regen? Vittoria. Miscredente? Piano piano. Stiamo trovando un sacco di pillole. Allora, sì, eresia, purificazione a prova di morte, recuperatore. Allora, eresia l'abbiamo pure provato, debolezza 3 a tutti i nemici, che è forte. Purificazione, l'attacco base rimuove i malus dagli alleati, buono. Quando sei KO hai il 25% di probabilità di risuscitare con un PS alla fine di ogni turno, buono. Se lo slot per i ciondo di vuoto equivale un consumabile cibo piccolo inizialmente oggi per me o eresia o purificazione, però forse eresia è anche meglio. Facciamo partire tutti deboli, andiamo all'attacco, lanciamo i pupulini davanti. Gli toglie una marea di... cioè gli buffa parecchio in tutto. Sì, quella già c'era uscita l'altra volta, una cosa simile. Allora. Situazione disperata gestita perfettamente, bravi Regen, bisogna verificare. Merci. E noi per festeggiare lecchiamo subito. Non farlo, c'hai 4. Abbiamo 4, no. Non lo fa, ti voglio bene, 4, questa lecca tu muori. Però è una macchia a forma di faccia, Gianmarco. Appunto. Anzi, chi si fa male. Prima o poi ci muore un gatto per sta strunzata così. Facciamoli dopo che prendiamo qualche statistica magari. Come lecca lecca. Va bene. Ok. C'ha qualche malus. Ah, sta là, guarda. A fianco là, piccolino. Questo. Allora, aspetta, andiamo a vedere. Hai meno 2 alla bocca, lo te lo dice. Ah, ok, sì. Ok. Hai meno 2 a bocca. La rigenerazione del mana. E voglio capire se è una maledizione fissa o se si toglie dopo un paio di turni. Allora, qua non c'è. Teoricamente dovrebbe passare come passano solitamente. No, già, ma per vederla qua quando eravamo avvelenati o altro restava. Io non ci ho mai fatto caso perché non vorrei che questo mo è fisso definitivo. Allora lo scopriremo. Allora, let's shop. Caramella, perché no? E niente. No, non ha detto merda, è una sostanza strana. Allora, ci dobbiamo riprovare però. Ok, matematica non serve un cazzo. Pronostici nefasti, ottieni più 2 alla forza e più 1 alla guardia per ogni nemico adiacente a te. Questo è forte. Questo è forte. Mentre lo facciamo circondare un pochettino. Quando un'unità ti infligge danno, contattate infliggendo uno di danno e livido, non male che gli fa prendere più danno dopo. Però oggi pronostici nefasti è buona. Già con un nemico vicino è più 2 a forza e più 1 a guardia. Questa però se noi mandiamo lui davanti, qualcuno ci attacca come capita sempre, che lui scendono comunque facciamo danno. Regen. Dica Regen. Pronostici nefasti o riflesso rotuleo. Sì, rotuleo. Che il resto non va. Prima è inutile al momento per la build e protezione solo più 1 a guardia, cioè uno di guardia. Quindi è un no. Ma pure con i pronostici serve lui in attacco, è ottimo. Sono buone tutte e due.
tutte e due servono per stare in mezzo ai nemici e fa male. Ma bisogna solo valutare quale può essere meglio. Più 2 all'attacco e guardia riduce tutto l'attacco. Andiamo coi pronostici. Vai. Allora, dito del piede umano, più 2 a fortuna. Secchio di lardo grande. Curi te e tutte le unità adiacenti fino a raggiungere il massimo dei Così PS. questo va preso. Compriamo pure questo. Il secchio da mono alchirico. Così sa curarsi sa tutti. No, aspetta, l'uovo. Non glielo possiamo togliere, Gianmarco. Vabbè, andiamo da qualcun altro allora. Tu c'hai il pillolozzo, tu c'hai l'amo. Vai. A posto. Anzi, tu è pure buono che si muove assai. Cura d'emergenza. Questo come anello e gli anelli ce li abbiamo tutti occupati. Allora, c'è il boss. È sempre lui, gatto radicale. Lui e quelle sue cazzo di bombe. Allora, però con le bombe, con lui, dovremmo stare tranquilli. Allora, andiamo subito all'attacco. E lo pusho proprio malamente per quanto possibile. Sputacchino, io ti voglio anche usare, però cioè non c'hai proprio raggio. Non si va. No, Massimo qua, se pure arriva qua. Dai, piano piano ce la farà. Allora, come cure, al momento non c'è niente da fare. Allora, aspetta, fermati. Devi fare una cosa. Che cosa? Allora, fermati un secondo. La bomba mo esplode. No, la bomba esplode Dove alla sta? fine del turno. Ok. E ancora deve muoversi lui. Ok. La bomba c'ha uno. No, lui perché al sennò momento. tu devi usare questo per far attaccare al giallo la bomba. Ah no, il cazzo è Ah, quello guarda. No, è quello da 8. Ah sì, è questo qua. Questo qua, ho sbagliato io. Dobbiamo attaccare la bomba con lui. Allora lo vai. No, l'idea era ottima. Vabbè, mi ero cagato in mano. Allora, Non ci ora dobbiamo spostiamo staccare il tocco a lui. Allora, ci ha salvato lui. Sì. Buona sedia a lei, Don Quello. Ciao quello. Sputacchiello. Ma questi mettiamoli un po' sparsi, Lozzi, così prendono le bombe. Questo ci mette 6 anni a farlo. Tocca a te. E via questa. Magari qua blocca pure qualche bomba. Possiamo, forse la bomba conta come proiettile? Sì. Ma se vieni qua vicino però io ti devo ammazzare, perdona. No, Gianmarco, guarda. Questo mo però ti picchia. È mirato. È indebolito. Vabbè. Poi ci vediamo il turno Fatti a successivo. mettere nell'erba, va? Ecco qua. Ok. La pushiamo. Bro. Tu adesso le prendi. Allora, tu adesso ti fermi. Basta, non ti devi muovere. Fermati un attimo. Fermi e ti prendi 11 danni di corpo a corpo. Ecco qua. Poi ti prendi anche una palata. Perché no? Sputacchiello forse già. Sputacchiello già ci può dare una mano. Bravo Sputil. Ok. Bombe tolte. Lui lo zio. Lo zio, possiamo fare l'abilità sul rosso per farlo riattaccare. No, dobbiamo avvicinarci. DuckTales. Ragazzi, avanzate! Tutti, avanzate tutti. Ah, giustamente tocco con anche il pollos. Ma sei spostato. Cosa Capa da cazzo, no, ho ucciso il pollo. il pollo. Ucciso il pollo. Qua, caccato in mano. Cosa mi sono perso? Quello, stiamo facendo il percorso difficile del primo stage. E stiamo al boss. No, l'abbiamo finale, finito, ma siamo al boss normale. Siamo al boss. Vabbè, tipo, abbiamo vai, sputacchiello. Vai. E niente, ora stiamo facendo il boss finale del primo mondo, ecco. L'obiettivo è il cimitero, Sì. la zona nuova che si è sbloccata.
Sputacchiello, ci arrivi? Sì, sì. Vai sputacchiello. Allora. Facciamo qua. E gli facciamo perdere anche il turno. Lo sì, ne è uscito un altro. Vabbè, ragazzi. Ragazzi, 10% di chance. 5 minion. 5. E ci sono usciti 2. Mamma mia, lo zio. Mamma mia. Questo item è broken. No, lo zio, questo poi anche Non c'ha movimento, però. Attivato. Lo zio, sono 2 counter a turno, mo. Blocchi un proiettile, uno si baffa. Fermati. E quello mo si bafferà l'altro. Forse, però dobbiamo vedere che dobbiamo anche essere bravi noi. Però già con sta combo qua, più continuando, forse l'abbiamo semi rotta sta run. Sì, l'abbiamo un attimo attualmente rotta. abbiamo 9 personaggi. Ed è qualche statistica buona fortuna. Ma dopo ci esaminiamo il non personaggio. Non ok. so se me li fa vedere. Sì, Gianmarco, sto gioco fa vedere. Allora. Sto gioco è fatto bene, c'ha tutto. L'uovo però chi ce l'ha? Ce l'ha il Wave. Fortuna c'ha 5. Abbiamo solo 5 Regen a fortuna. E penso che la fortuna qui non influenza la percentuale che è ma non riportata credo, precisamente per gli oggetti, quindi è sempre il 10%. Ha detto è tutto a schermo, quindi non ci dovrebbero essere aumenti nascosti di quelle caratteristiche. Allora, prendiamo monete. Tu... Davanti però. Ti metti qua, ti becchi uno di questi. E su 10 ti becchi anche uno di questi. Sì, se vuoi alla fine. Avete culo e basta, sì. Sì, Regen. Una volta tanto. Ogni tanto pure a noi qualcosina capita. Succede. Annullato il boss, non può attaccare. Almeno mezza volta, che cazzo. Questa. Bam. Finito. Questo parti da 9 personaggi è molto forte. Allora ragazzi, il gioco è facile se avete allora, zip, partigli affilati, carico di fortuna, sinuosità. Allora, capiamo. La tua azione di movimento è passo d'ombra. Che cos'è passo d'ombra? Questo cappello a cosa serve? Questo allora, il cappello ha speso 2 oggetti. C'è il cappello che ci dà l'armatura e c'è l'antenna che dà all'inizio di ogni round, mette il mirino su un nemico e si becca il 100% dell'attacco, più il 100% del critico, più cazzi, mazzi e curiazzi. E non puoi missare il colpo. Sì, non puoi missare il colpo. Allora, poi, artigli affilati, infliggi sanguinamento, fortissimo. Ottieni più una fortuna ogni volta che viene messa K1, che un'unità viene messa K1, 25% chance di schivata. Sono tutti molto forti, così. Prego ragazzi, suggerite pure voi. Che cos'è passo d'ombra? Io passo d'ombra, non... Cioè ragazzi, questa è roba tipo D&D passo d'ombra. Non ce lo dici cos'è passo d'ombra? No, questo no. E io come faccio a capire che cos'è? Allora, questo busta il culo. Questo busta il culo nel gioco, sì. Il problema è che lo metto sempre, quindi stasera sta funzionando un po' di più. Così, zip. Passo d'ombra. Allora, così cerchiamo di capire cos'è. Se funziona la D&D potrebbe essere che ti permette di passare attraverso le cose. E ci proviamo. Se funziona come alla D&D. Ci proviamo. Allora. Abbiamo ottenuto... Va bene. Abbiamo sbloccato la soundtrack del boss. A posto. Abbiamo l'elmo medievale più 2 alla guardia. Ma putrefazione è forte lo zio però. Aspetta, il cappello va qua. Ma broken. Maschera fantasma. E questo c'ha il simbolino rosso sopra. Sì, questo è più raro secondo me lo zio. 3 di scudo, 10% di probabilità di bloccare gli attacchi quando diventano fare. Wow, lo zio, mettilo subito a qualcuno. Gli occhiali che slot è? Questi qua. Wow, lo zio. L'essere perfetto. Che cos'è? Aspetta un attimino. La zitto mo te lo dice da qua. No, è sempre passo. Che cos'è? Aspetta, ma lo proviamo. Allora, discarica. E ce ne andiamo un attimino in discarica. Sì, Regen, 25 di schivata era tanto, però passo d'ombra dobbiamo capire che fa. Mo' bisogna capire. Allora. Salve, siamo 7-8 nemici. Signori, siamo armati e pericolosi. Allora, aspetta. Passo d'ombra. Allora, io si teletrasporta.
Lo zi, noi non prendiamo più le trappole. Cioè, tu quando vai in un punto, ci vai, punto, senza attivare Allora, niente a sei terra. pronto? Vai. Shiu. Guarda, A posto. ragazzi. Ragazzi, broken. Broken, ragazzi. Il ladro assassino perfetto si è mosso, si è teletrasportato, killato. Fatto. Broken, aiuto. Ok. Addirittura possiamo fare anche una sorta di... No, questo non li sprechiamo, lo zio. così per prendere un pochettino di scudo da qua. Dopo un momento ce n'hai 4. In più abbiamo la cosa. Allora, possiamo iniziare ad andare. Roccia piccola. Ah, questa la possiamo attaccare, la possiamo spingere verso il sacchetto là. Quindi ti dovresti mettere qua. E qua non ci arriva. Ok, e Non lo ci facciamo arriva dopo lui, allora. allora. Spostiamoci qua. Facciamoci un pochettino centrali. Ci prendiamo pure la monetina. Cure. No, dai, siamo messi bene. Pure noi dovremmo essere full, sì. Spostati un po' più nel... Anzi, questi però sono 4 ancora qua, rischiamo di buttarci troppo nella sacchetta. Restiamo un attimino qua. Allora. Sputacchiello. Sputacchiello. Bordi magari. Solo il tank fa un po' schifo adesso. Sì, perché non c'ha il mana. Sì, dobbiamo quello fargli fa ancora salire cacare. la riserva di mana in qualunque modo. Sì, quello purtroppo è ancora molto debuffato. Allora, sputazzello. Allora, Regen, se ti ricordi, monete. anche tu quello a fine fight, ricordatemi di controllare... le sacchette sono quelle che buttano le cimice. Allora. Ricordatemi di controllare gli equipaggiamenti bene del tank per vedere se c'è qualcosa che si può cambiare nel caso. Può essere c'è qualcosa che debuffa. Almeno così non ci buttano gli altri di questi e siamo un pochettino tranquilli. Mettiamo il counter. Perfetto. Iniziamo ad andare di qua. Ok. Thank you, Regenazzol. Uno alla volta. Sì, vabbè, quello lo so che tu non ti ricordi manco come ti chiami, quindi non ti preoccupare. Allora, sì, tu c'hai teleportal. Satan. Satan. Sankel. Morto. Puoi fare solo una delle due cose. Quindi ti conviene, sì, ti conviene teletrasportarti via. C'è altro che possiamo raccogliere? No. Vai, vai qua. Potevamo arrivare fino al... Anche perché possiamo muoverci molto di più. Capito? Sì, vabbè, Nihao. Allora, dove andiamo? Non ci arriviamo. No. Però fa una cosa, vai comunque nei pressi. Aspetta. Esatto. E chiamati... Ah, giusto. Chiamati un alleato, lo zio, col miao il secondo. Infatti arriva qualcuno più vicino. Va bene, va bene, va bene. E fammi pensare un attimo. Abbiamo no, gli alleati non serve. Ragazzi, questo lo possiamo provare. Andiamogli sotto. Va bene. Avviciniamoci. Lui è andato proprio sotto direttamente. Va bene così. Va bene. Deve essere aspetta, a sto punto. Sì. A sto punto. Nihao. A posto. Ok, tocca a Garbon. Perché c'è il blocco frontale, lo zio. Ah no, abbiamo il 10% di blocco. Ragazzi, abbiamo scolato di nuovo. Marco, non è normale. Io a forza voglio raccogliere le monete con i minion e non le raccolgono. Ai. No, aspetta. Ah, no, è vero, l'aveva detto. L'aveva detto. Che diventa comunque una famiglia. Esatto, funziona fino a che non si rompe e lo puoi spingere. Attacca per proteggere. Infligge 5 di danno alle unità che colpisce. Questo non si rompe mai e penso ci sia per tutto il fight, penso ci sia sempre questa mo. Dobbiamo capire modo al turno successivo. Allora, c'è l'altro cosino qua e questo ce lo facciamo fuori. Ce n'è un altro qui. Ci può pensare lui. Me li ricordavo diversi gli Avengers, effettivamente. Bastardo è nell'erba alta. Vabbè, allora, aspetta. Iniziamo a togliere lui da mezzo, aspetta. Sì. Tanto mo tocca al fratello. Se non mi sbaglio 100%... Sì, questo mi pare colpisce al 100%. Chi è rimasto? Chi altri è vivo? Ah, davanti al tank. Ah, il micino qua. Aspetta.
Ecco qua. Ciao. No, c'è qualcun un'altra altro. larva piccola da qualcuno. Ah, c'è quest'altro qua in mezzo, aspetta. Ma si muove anche da... È morto da solo. È morto da solo. Allora, fermati. Così, ma si è rimessa la mano. Fermi tutti. Guagliu, fermatevi tutti, c'è un... Ma vediamo appena facciamo il level momento up panico. qua. Allora, ragazzi. rocce domestiche. Le rocce che in genere sono vive hanno più 3 PS. Stile da rospo. Asso della frusta tenace. Attraverso le danni effigie. Un effigie danno un alleato dell'altro. E Hulk che fa Hulk, niente, sì. ti salta addosso e Questa ti butta non per si deve nemmeno parlare, questa è stile del rospo. Quando infliggi danno a un alleato, l'alleato ottiene più 1 di danno e recuperi tutti i Oltretutto danni. anche questo ci fa evitare le trappole, perché ma è un salto. Sì. E facciamo 4 di movimento in più. No, quello no, tenace, ci facciamo il video ormai. Allora. No. Piovono rane? Le viscide piccolette rimbalzano come palloncini pieni d'acqua e l'aria si riempie del suono del loro gracidare. In ogni battaglia ci sono più rane neutrali. Noi non le attacchiamo, sono neutrali. Allora, rana. Una rana, non fa Una rana. Lasciamola sta. Salve. Ninja. Allora, lui si teletrasporta qui. Sì. Lancia un piccolo pugnale di qua. Spende 5 monetine e se ne torna indietro. A posto. C'hai altro movimento. A questo punto prendiamo altre monetine e via. Ok. Tu vai avanti. Lozzi lo puoi colpire? Ci arriva sopra. Lui quasi, addirittura possiamo colpire a lui qui. Sono un paio addosso. Gli devi stampare sulla casella però. Sombole! Cazzotto. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Allora, a questo punto puoi andare di qua. E sono -2. Alleato? No, non lo dobbiamo fare se c'è il tank vicino. No, non si deve fare mai più col tank vicino. Allora. No. Bravo che sei corso in nostro aiuto, però... Ci ha messo pure il pelino. Però aspetta un attimo. No. Questo non va bene. Allora. Fermo. Fermi tutti. Marciume, ok. Sì. Allora, tu... Il gatto lo riesce a... Sì. E c'ha anche il mirino, quindi si fa più male. A posto. Poi, Fruti. E la maschera è tornata. Cioè, ragazzi. La maschera è tornata. Maschera che blocca i danni. Si rompe, diventa un minion immortale che attacca e che può essere anche lanciato. Boh. Che cazzo di item abbiamo sculato sta run? Ragazzi, aspetta però, tu come ti muovi adesso? Dove ti muovi? Va su un nemico. Ottimo. Sono tutti in posizione. Potresti curare con un pescettino o qualcuno magari, tipo il rosso che ha buscato. Possiamo fare l'ultimo gesto carino? Che puoi fare? Sì, mangia il pesciolino. Ma perché? Mangia il pesciolino. Mangia il pesciolino. Allora, attacca almeno quell'altro. Oh, di nuovo, tutti attacco. Ok. Rana, scusami, perdonami. Sta cosa non si fa, scusami. Ok, attacca magari i gatti, esatto. Facciamo qua. Counter. Ok, ne abbiamo pure generato un'altra. Si è andata a nascondere. Il mirino ce l'ha lui, ma non lo possiamo colpire perché No, è racchiuso qua e quindi... Miau. Ok. A posto. Ok, altra pillolina. Ok, allora. Bonus stats. Ma massima iniziale. Ma appena torniamo nel menu, sì, ce lo controlliamo un attimo per bene, grazie.
La fortuna in funzione di colpo critico e tutte le casualità. Ah no, allora la fortuna sì, la fortuna influenza comunque anche l'uovo. Colpo critico e le casualità, quindi pure Ah, le ok, allora in questo però caso comunque sì. era 5. E Sì, 5 è sì, medio. sì, Allora, zì, questo sarebbe buono un po' tutto. un po' di salute massima. Sono buoni, sì, gli ultimi 3 sono buoni tutti in Questo realtà. sarebbe Questo per buono. aumentare il numero di attacchi che possiamo fare il graffio spammato e le prese. Sono buoni tutti. Certo, gli HP forse però sono 2, quindi quanti HP ci darà? Solo 2, mi sa? No, sale un pochettino in più. Forse 4. Non lo so. Non lo so, Lozzi, forse le abilità. Che cosa che sta messo peggio? Bacio c'ha 5. No, sono tale e quali. Sia carisma che costituzione. Sono tutte e due 5. A cuore. A cuore si va di cuore. Vai. Beh. Allora, fermati. Che hai fatto qua? Allora, noi vediamo pure se c'è qualche oggetto qua. Ecco qua. Così almeno vediamo un attimino per bene. Allora, devo controllare il tank. Allora, il tanks. Eccolo Allora, fammi qua. vedere gli oggetti. Che cioè quelli equipaggiati. Allora perdonami. abbiamo la fascia che c'ha equipaggiati, l'elmo più Ok, 2 alla questo a guardia. posto. Questo? Collana di pesci Ecco più perché. 3 meno 6. È E il questo meno che sei, non fa questo qua, rigenerare. E questo qua è il problema. Meno Allora, 6 questo a che lui. fa? È più 3 rigenerazione salute. Finché hai scudo. Allora, questo è molto forte. Però il meno 6 al mana. Allora, Non ci sta facendo fare le abilità. allora, diciamo la verità. Fino a mo' non ci sono servite. Quindi per il momento potremmo anche lasciarlo. Sì. Diciamo la verità. Nel caso vedessimo che iniziamo a essere poco efficienti, lo possiamo pensare di togliere, sì. Collana lo slot ce l'abbiamo tutto occupato. Sì. No. No, al momento allora, al momento continuiamo così, che magari ci conviene trovare qualcosa che ce lo migliora. Allora, Komarov trova un cassonetto. Stranamente sembra che una serratura lo tenga chiuso. Perché mai qualcuno dovrebbe chiudere a chiave un cassonetto? Allora, esamina con 5, raccogli con 5 e spacca con 4. L'altra volta che facemmo... Esamina lo scassino. Proviamo esamina di nuovo, così. 35 monete. Ok, buono. Ma sono un sacco di teletrasporti pure, volendo. Allora. Melma di lattina. Ok. Ok, tu sei nuovo. E c'ha un bel po' di minion. Allora, spara in diagonale oppure scatta in avanti lanciando dietro di sé, lasciando dietro di sé una mosca. Può subire danno solo da attacchi frontali. Genera melma. Quindi questo solo nel volto. Allora. E c'ha pollo davanti. Ok, pollo si è tolto. Allora, sì. Allora, pollo. Mamma mia. Pollo. Chiamiamo alleato. Vabbè. Allora, prendiamo un attimo pure il cadavere da mezzo. Ah no, questo di sotto era un cadavere. Uscito un ospite. Sì. Vabbè. Ok. È spawnato anche il pet. Allora, maschera. tu solo davanti puoi essere attaccato. Sì. Quindi da qua. È cazzotto. Ok. Così questi qua ce li dobbiamo tenere un attimo tranquilli però, non li mettere troppo vicino a lui. Ok. Ok, questo sì. Qualche oggettino. Allora. C'è manco nessuno da curare quant'altro. No, però... sì, devi curare il testone. Il testone ha preso 2 danni, lo zio. Ah, è vero, aspetta. Il testone deve sopravvivere. Prendi uno, prendi un altro. Non esiste proprio. È morto un rospo. Che c'è? Sei bloccato. Sei stato I testoni molto via, lo zio. Lontano, proprio portali via. Quanto più. Loro si muovono di una casella. Una alla volta, ti metto sì. qua dentro. Vai. Questo vale come attacco frontale. E mettilo. E facciamo qua. Poi. Pure lui, via. Questa cosa. E fai un piccolo passettino. Proprio via voi. Rana.
Non dovrebbe attaccare. No, sono neutrali, però possono, capì? La maschera si è messa davanti e giustamente mo rompi i coglioni. Allora, No, se gli fai l'attacco la spingi addosso a lui. non posso. E Sì, ne è puoi fare un vero. altro. Passo d'ombra dietro la maschera e artiglio. No, no. Ho sbagliato a selezionare. Ero convinto che era questo. Vai. Chiedo venia. Questa fretta che c'hai. Ero sicuro. E sei sicuro che mie palle. Capita. Capita a te un po' spesso, diciamo, Capita. Bloccato. A posto. Funziona? Sì, è Con perché sarà l'attacco in corsa? gli attacchi dei boss, essendo attacchi particolari, forse Oh, valgono come... Ciao Dylan! Oi Dylan, buonasera. Buonasera, bello. Magari gli attacchi dei boss contano come incantesimo e quindi contro incantesimo. La possiamo mettere così. Vabbè. Così salto Allora, davanti qua. e pugno. Mi sa che forse... No, quasi. E so 6. Allora, Ferma. Prima di... No, veniva muore. Ok. ok, vale come attacco frontale. Ah, c'era come veniva curarci lo zero. No, e questa non è. Te la facevo usare all'inizio. La facevo usare? Era bianco. Scusa, non ci siamo mossi, siamo ancora in Là si è acqua. fatta l'acqua, mi sa. No, questo è melma, Giamma. E penso che conti lo stesso. Qua parla proprio di solo stando in acqua. Era bianca, che la già riesci. Dylan, come stai? Monetina, mango. Allora, tu mettiti qua. Ci veniamo un attimo a salvare noi perché sennò fai una brutta fine, anche se ci prendiamo un po' di veleno. Ok. Loro, grosso modo, ce l'hanno tutti. Lui deve essere curato. Mediamente bene, si va a giorni alterni, mettiamola così, tipo le targhe. Vai, lo si finisce. Via, fuori, via. A posto. Chi altro è vivo adesso? Ah, è uscito fuori lui e c'ha altri 20 di energia. Fermati. Specialista e attacchi a distanza. Per poter attaccare devi trovarsi nella melma. A parte che è completamente circondato. Sì. Metti Quindi da qua non si può muovere. Ok. Sparare. Allora. Counter. Quindi è in 2 fasi sta fight. Ok. Grazie. Ne è apparso anche un altro. Ragazzi. Lo zi. Ciuccialo. Allora, aspetta, la maschera sta qua, fermi. Dove? No. No, massimo posso mettere qua. Prendete un pochettino di veleno. Maschera attaccato. Ok, spingi la maschera Noi di nuovo. attacchiamo qua. Usa l'artigliata. Ah, è morto. Ah, già era morto. A posto, fatto. Allora, abbiamo preso un bel po' di risorse. Allora, calmi. Allora, mo qua. Calmi. Lo zi carisma. Lo stavo pensando. Carisma, lo zi qua. Ti avrei detto a distanza se c'era, ma non c'è nemmeno. Carisma. No. Ma proprio senza manco pensarci. Carisma. Ok. Abbiamo preso del latte. No, cappello riciclato. Dal cartone del latte. Più 2. Friabile quindi con l'acqua. Ci problemi. Trovi un oggetto comune quando si rompe. Così. Troviamo comunque un oggetto. E tangelo. Tanto questi qua sono indistruttibili. Metticelo a lui. Allora. E fine qua. Vedi, tutto bene. Sì. Andiamo avanti. Vedete, a giorni alterni. Oggi sta andando così, qua stiamo sculando. I prossimi giorni faremo schifo. Altro level up. Allora. Vedo forza, vedo carisma. E forse carisma anche qua, lo zio. Per spammare più spesso. No, e possiamo far avanzare pure un pochettino di più tutti. Questo... Dito fortunato 2. Fortuna. Cappello di gomma. Non male, però per un corpo a corpo questo può rompere il cazzo. Questo può essere buono per uno a distanza, quindi può essere buono da dare a... Non ci dimentichiamo la run successiva. No, questo sì, il fatto è che dobbiamo fare lo spazio poi nel deposito. Ma vedere se ce lo riusciremo a Abbiamo mandato tanti gatti.
Dobbiamo fare altre run. Cioè, ma il gioco vuole essere giocato. Che dobbiamo Va fare? bene, allora vai un cappello di gomma, prendilo il dito nuovo. Ok, a posto. Dobbiamo vedere come aumentare gli oggetti qua disponibili. Strada normale. Dobbiamo arrivare al cimitero. Mo. Ok, strada Andiamo al cimitero. Allora, c'è un tanfo putrido nell'aria. Wave aggrotta il naso finché non trova la fonte, una borsa incredibilmente puzzolente. Esamina con 5, distruggi con 6, depreda con 5. Oggi a logica la statistica più alta. Possiamo fare solo distruggi. Queste, vedi, il gioco ci dice quando sicuramente le passiamo col verde e qua con la cacca ce le dobbiamo un attimino rischiare. Quindi questa qua me la facciamo. Trifoglio. Oh, questo sicuro aumenta la fortuna. Tieni più 5 alla fortuna ed è un utilizzo soltanto. Ok. Allora, nuovo fight. Wow. Oh no, i gatti vetro. Wow. Allora, benissimo. Allora, zio, è pieno di vetri a terra. Questa deve morire, la sirena deve morire. Se sputo. Meno 1. Questo se te ne vuoi andare. Movimento. Sicuro? Devo far distrarre un po' per vedere se attacca da dietro o se come attacco mandano solo. Ah, certo. Almeno così iniziamo a capire pure queste cose. Allora, c'è del vetro a terra, quindi dobbiamo andare un attimino piano. Almeno uno, questo qua non l'avevo visto. Questi non ci conviene. Qua non possiamo fare niente. Fine. Allora, voi piccini. Uno al massimo si mette qua. E iniziamo piano piano a salire verso di qua. I piccini li facciamo scendere qua, non li muoviamo proprio. Tanto è quando ci arrivano qua giù. Anche perché stanno pure qua. Però lo zii, puoi far attaccare gatto giallo e lo metti faccia verso il gatto. Questo ce la fai? No. Allora. Mi serve. No, dobbiamo stare più vicini. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. Massimo possiamo arrivare qua o qua dobbiamo rompere il vetro. Ci conviene fare così. Ok, rompiamo il vetro, almeno si libera un attimo il perché. Ah, i piccolini li possiamo utilizzare per rompere un attimino il vetro che c'è a terra. Non ci conviene niente. Peccato. Ok, aspetta solo un attimino. Allora, tu vai qua, togli questo. A posto, almeno ci liberiamo un pochettino il passaggio. Allora, tu da qua e non riesci a fare niente. Tu da qua togliamo tutto quello possibile e li teniamo a distanza di sicurezza. Ok, alla fine ci hai fatto solo un favore. Allora, tu mo sei pure di spalle, quindi iniziamo a togliere 3 di questi e con l'altro invece, ma sì, a sto punto prendiamo qualche bonus pure. Va bene così e ci siamo e aumentiamo. Ok, mo il prossimo obiettivo sei tu. Ah, è vero, adesso ti attira. Dopo vediamo noi. Ok, comunque li iniziamo un attimino a indebolire. Allora, questo d'ombra, in realtà, possiamo andare alle spalle, prendere la moneta. A posto. Possiamo muoverci, andare dietro a questo. Sì. E gli fai una bella artigliata dietro ai reni. Ma sciolto direttamente. Direttamente proprio. È fine turno così. Allora, tu puoi andare qua e inizi a rompere un pochettino il vetro qui. Salta. Aspetta, sto arrivando. Aspetta, dammi 2 secondi e arrivo. Allora, cure. A questo per esempio. Cure. Iniziamo a curare un attimino. Sì. Te. Puoi usare. Aspetta. Ok, puoi usare. Adesso lo puoi usare il comando al gatto rosso per attaccare quello che c'ha là.
Gatto rosso. Gatto rosso c'ha gatto cattivo a fianco. Ok, a posto. Cure, qua state tutti bene. Cazzo tu che ti sei buttato nel vetro. Allora, lui può salire qua e ci toglie il vetro qua davanti. Uff. Tu puoi andare qua e puoi attaccare. Bimbi belli. Ok. Dici quello, vai a dormire, scommetto Sì, quello perché vista l'ora sì. devi andare a scuola. Dai che è mai iniziata la settimana. Ah no, domanda importante. Attenzione, Ok, attenzione. Prima domanda importante, vai, attenzione. Allora, tu fermo qua e non fare niente. Ma fa palle o cazzo? Viro palle. Iniziamo ad attaccare lei. Facciamo uno. Facciamo 2 e ci siamo tolti anche il problema qua. Io ti vorrei far aspirare qualcosa a te, ma non so se lo fa. Così, non volendo, ho fatto una combo non indifferente. Che fatto? Allora, volevo provare con lui a... Fate una clip, ragazzi, ok? Cioè, non me l'aspettavo sta cosa. Allora, c'era la gomma qui, sì, il pneumatico. Sì. Io ho provato ad usare l'abilità qui risucchio, ho detto vediamo se toglie il vetro. Si è aspirato giustamente il copertone, l'ha rispedito dietro, ha colpito la rana, comunque ho fatto fuori pure l'altra, tutto di rimbalzo. Non so come ho fatto, però l'ho fatto. Ci sono le prove, ecco. E a sto punto tu... Anzi, posso venire pure dietro. Domanda importante. Poi no, è forse visto che la domanda è importante, ci sta mettendo tempo per scrivere. Scusami. Ma porca troia, se è importante. Ma per caso ultimamente quel mancato a porta del lancio mi sta dando problemi? Io è una vita che ce l'ho disinstallato perché non ho titoli Ubisoft da giocare. Okay. Però ogni tanto li vengono con qualche piccolo aggiornamento dei problemini. Allora, consiglio, disinstalla, fai pulizia e poi lo ristalli. Però sentivo pure io di qualcuno che si stava lamentando di sta cosa. Quindi se proprio c'hai fretta di giocare, fai una bella disinstallata pulita, se no aspetta qualche giorno, magari ritorna tutto a posto in automatico. Oggi qua si va su forza, anche perché non c'è uscito il carisma per portarlo almeno a 0, si va su forza. Sata. Allora, abbiamo preso rottame sbrindellato. Quando subisci danno generi un raccoglibile rottame. Questo oggetto è elettricamente conduttivo. Allora, purtroppo il solo fatto che tu abbia quel cepso te lo fa meritare. Beh, alcuni giochi lo richiedono, quindi Ciset trova uno scrigno del tesoro parzialmente sepolto e lo tira fuori. E abbiamo trovato collare chiodato. Bello. Più 2 spine. Danno a chi si avvicina. Allora, tesoro. Occhio piccolo. Più 15 di probabilità di schivata. Il tuo attacco base ha un 10% di probabilità di infliggere paura. Per la schivata sarebbe buona per il ladro, però il fatto che infligge paura... Teniamolo. Allora. C'è niente che possiamo equipaggiare. Occhiali e cose varie non abbiamo niente. Mi hanno no, poi nessuno ti ha costretto a installarlo. No, assolutamente. Cioè, non dire baggianate. Ah, eccoli. Allora, ricordiamo che loro sono ciechi. Sì. Ricordiamoci sta cosa qua. C'è il cazzo di uccello davanti, allora. E ci prendiamo un aumento alle statistiche. Parrucchino. E ci fermiamo qua. Allora, però tu sei cieco, ma sei figlio di Bottana, però, perdonami. Perdonami. Ma ricordati, però, dobbiamo vedere chi dovevamo attaccare con cosa.
Questo che cos'era? No, questi solo il fatto che sputano in avanti Però quando questo vengono cerca di colpiti. attaccarlo comunque di lato, magari a distanza, perché può fare il tornado. Questo qua. Questo qua Questo invece è quello l'altro del fammelo colpo leggere. rotante. Cieco, spara un colpo quando subisce danno. Ok, questo invece Sì, colpo a per colpo. questo Regen, come gli dicevo, se proprio c'hai tutta sta voglia di giocare, dovresti fare una disinstallata bella grossa e pulita, ma ti conviene poi disinstallare tutti i giochi. Aspetta qualche giorno e vedi che si risolve tutto da solo. Quello là invece lo zi corpo a corpo perché spara a parabola. Allora, quindi tu devi salire verso di qua. Ok. Ok, e qua si sta avvicinando. Ok. Allora, dovrei far avvicinare i piccolini, però vabbè. C'è pure la melma a terra e non è acqua. Allora, come danni ci sarebbe lui da curare, però vabbè. Allora, tu pure diciamo fai danni magici, quindi mettiamoci un pochettino di qua. Ho visto un reel degli impiegati di Ubisoft Milano e ho capito tante cose. Quello che sta più in alto che sembra che non le voglia capire. Non è che tu togli lo smart working. Ah, no, avete fatto i cattivi, togliamo a tutti lo smart working. Ah, va bene, adesso facciamo i giochi belli. No, non... Capoccia in alto, non funziona così, c'è un problema. Ecco, c'è un problema di comunicazione, perché non quadra qualcosa. Allora, iniziamo a bombardare un attimino. Occhio. Di succhio non possiamo fare niente. Al massimo no. Persona che ci raccontò Gianmarco, Sì. non è una persona che ho conosciuto io personalmente, però penso che più di queste cose qua sia meglio anche l'esempio qui di McQuillan. Hai fatto uscire il gioco. Si stanno lamentando alcune persone, ma vabbè, lasciamo perdere, perché ho letto dei commenti. Lasciamo perdere. Piccolo team, non costi 70-80 euro. Sei fatto bene, ragionato, studiato e intelligentemente fatto in ogni dettaglio. Costi 40, non costa manco a prezzo pieno, non costa 70-80 euro. Lo compri, giochi, non hai problemi al day one. Punto. C'è tanto da fare. Sai che sto gioco verrà aggiornato per anni con altri contenuti. Il problema non è lo smart working in Ubisoft, è ben altro. Poi, se se ne vogliono rendere conto, a me mi manca Assassin's Creed. Mi manca. Se non torna da qua, almeno così possiamo attaccare un attimino lui. Fagli pure il corpo a corpo ravvicinato. Allora, ce la faccio ad avvicinare. Cioè il movimento ce l'hai ancora così. Hai preso un momento. Ah, già, è vero, è vero. Poi gli potevamo andare pure alle spalle in realtà, però. Allora, a sto punto... No, aspetta, andiamoci pure da qua. Non ti metti troppo vicino a quell'altro. Questo se viene qua. Easy. A posto. Sì, sì. Attacca lui. Tanto è immune. Ok. Tu riesci pure ad andare indietro e non c'è la melma, ok. Ti becchi un po' di danno. Allora, tu adesso devi fare. Mando. Uno qua. Costano 4 e 6, ne puoi usare solo uno, oggi. Fermati un attimo qua così. Fermati un attimino. Questo vale come attacco, giustamente. Sta tagliato. 11 di danno.
Non ho memoria, quello lo Oh, sappiamo oh. che non ti ricordi mai un cazzo. Allora, Qua. voi dovete proprio scappare Via. immediatamente ad una casellina alla volta. Allora ragazzi, salite tutti, perché questo se ci becca... ce la facciamo ad attaccare. Aiuto. No, no, non di là, non di là. Via ragazzi, salite. Via, via. Allora, possiamo avvicinarci qua, fare così e fare così. Mamma. 49. No, ma fine andate vicino a questo, succede il casino. Già questo è un casino. Già questo è un casino. Però. Ok. Lui fa tutto, Gianma. Lui fa tutto. Allora. Aspetta però. Lui mo se colpisci questo qua colpisce il rosso. Che mi pare che prenda... No, sempre in due, stavamo pure prima così. Lui non stava in mezzo prima, fra il rosso e quello là. Lui così. stava qua. Vedi il range del coso, te lo dice del proiettile. Allora, aspetta. No, no, non il suo, del nemico. Allora. A parabola. Sì, quindi dovrebbe essere così, dovrebbe saltare il primo. Colpisci questo qua allora. Tanto sta faccia è muro. Gli attacchi loro di fatti non li stiamo Lui se ne bloccando. manda. Via, via. Via, via. Via, via. Un pochino pure a te. Mamma Pompei. Io mi sto giocando Batman Arkham, non invecchierei che ne va su quello vai sempre sul sicuro. Ma appena esce con Batman, là. No, io un paio di anni fa mi venne proprio la voglia, presi tutti e tre, me li rifeci tutti da lì. Bello, senza tutti i contenuti dell'enigmista, perché là ci si perde un pochettino usone la fantasia. Però proprio gli Arkham erano belli prima di Suicide Squad. La mosca l'ha colpito, ha sparato e ha preso 3 caselle, quindi colpisce 1-2 alla terza Quindi non casella. ha colpito lui. No. Ok. No. Ok, giallo. Puoi fiancheggiarlo. No, io li vado proprio dietro c'è la qua. mosca. Vabbè, la puoi uccidere, lo sti fatti. No, però non passa in mezzo, uccidi la mosca e non prendi vita. No, ti devi mettere a fianco, lo zio. Prendiamo un po' di danno da qua, però fa niente. Allora, possiamo fare così. Ok. Possiamo fare così. Ok. Ottimo. Te la sportati nell'erba alta. No, non sai. 5 monete nel cesso a casa. Ah no, aspetta, che già ce l'abbiamo. Via. Sta iniziando a scendere un pochino tanto di energia. Questo mo si potenzierà pure, mo che uccideremo. Sì, bravo. Mo che uccideremo quello. Allora, no, che dobbiamo uccidere a qui? No, è il fratello, quello si Ah, no, e tu dici dobbiamo uccidere quello, che t'ha fatto? No, povero quello. Lascialo stare qui. Allora, possiamo andargli di lato di qua. Regen, buonanotte. Buonanotte, amico mio. Sì. Ah, è bastato lui. Ecco. Allora, posso dire? C'è un pochettino incazzato. Di lore. Fatti uscire un cadavere dietro il rosso. No, ho sbagliato, aspetta. No, ho sbagliato. Perché fai ste cacate? Perché dovevo mettere? Perché il cadavere blocca. Se ti faceva una pusciata, tu rompeva il cadavere. Allora. Mo, voi dovete scendere tutti per quanto possibile. Mamma Pompei. Ecco. Aia. Allora, via. No, aspetta. Ok, no. Che scuote in avanti? No, la linea è diritta. No, non mi ricordato se faceva anche cazzotto. Poi allora, sale un pochettino di più. Allontaniamoci, mo, è solo uno. Sì, che sono saliti di livello. No, mandalo via. Allora, aspetta, ti metto qua. Non lo prendi nemmeno. Via. Via. Un altro pochino a te. Ok. Scappa, figa! Così li dobbiamo buttare nell'acqua là, li dobbiamo buttare. No, questa è la melma, non è l'acqua. Melmas. Tu super via. Mamma mia. Tu qua, pronto per le leccalo. Via, a posto, aspetta.
Ok. E Allora. dà il comando al tempo. Adunata. Vabbè. Ah, quella sì, si vuole mangiare la mosca. Sì, le rane si mangiano le mosche. Vabbè. Lui lo potremmo inglobare, lo zio. No! 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 Pensavo lo buttassi addosso Pure la io. rana. Pure Ero io. straconvinto, no? No. Un piano perfetto rovinato. Aiuto. Sì, brava mosca. Brava mosca. Tu dove vai? Quanti colpi di scena. Aiuto. Non gli puoi andare dietro, lo zio. Gli spara dal chirico. Non Perché possiamo questo spara in linea retta Sì. adesso. Non possiamo Allora fare- dobbiamo prima di tutto liberare. Ma che peccato. Non possiamo fare niente, lo zio. Vai, Ah, fa via. figa. No, no, aia, aia. E lui adesso si è incazzato. Ok, il chirico però è ancora vivo. Allora, gli posso andare alle spalle? Sì. Uccide la Prendiamo un mosca po' di tanto. danno. Va. Però possiamo fare, aspetta. Fermati qua. Sì. Prenditi Questo. l'attacco. E anche la 12 non è raffica. male. No, un colpo. Raffica. Mamma mia, che Raffica sfiga. colpi. Quindi pure. Va bene, va bene, va bene Ma anche l'hai così. lanciato. Sì. Mo, tu fai 9. Nel dubbio, portalo via comunque. Cioè, ma è finito il livello. Cioè, più di questo, guarda. A fare anche il cursore, non puoi andare più di questo. Allora, guarda, ti metto all'angolo. No, non lo mettere all'angolo. Ok, lui di lato. Ok. Godo. Altri 9 li fai tu. Adesso funge, perfetto, quello hai visto? No, ogni tanto gli viene, capito? Via. Lontano, lontano. Allora. Tu fermo qua nell'erba, non ti muovere. Ehi. No, Chungus c'ha una caffè il Chungus. Aspetta un attimino. Gli ho fatto la cazzata. No, ok, aspetta. Lecca. Vai, riprenditi. Usa tutto il tuo potenziale. Vai. A posto. La mosca, la rana se n'è andata da sola. Mannaggia, allora, zio, fermati. Se lui in modo ciuccia ce lo butta addosso al chirico è un problema. Però potresti prima spostarti e poi farlo. Tipo Da ti metti qua. qua, esatto. Lo Shut ciucci up. e lo sputi. Perfetto. A posto. Qua. E si becca anche lui. 22. Ok. Alle spalle. Prendo anche le monete. Sparol. Faccio così. Faccio così. Mamma A mia. posto. Si è andato. Vic e anche Toria. La molla abbiamo preso già Marco. Ruzzolone addensamento a fondo o parata. Allora, il problema è che non abbiamo sempre il mana. Quindi l'unica cosa da mettere è a fondo. Scatti in avanti di una casella e attacchi con contraccolpo. Consuma l'azione di movimento, però fa 8 danni. Scatto in avanti, però può darsi pure per tutta la linea, eh. Lo proviamo. Vai. Allora, lo dobbiamo avviare. Allora, ci siamo arrivati. Maschera riciclata più 2 a scudo. La possiamo, che cos'era? Rimettigli la wave, lo zio. Quella abbiamo rotto quella di prima, mettigli questa. Ok. E c'è la molla gigante. No, questa è rischiosa, lo zio. Questa è rischiosa. Rischiamo di buttare qualcosa in un posto sbagliato e ci arrofiamo. Allora, aspetta, la voglio mettere per vedere come funziona. Perché lanciare più avanti per alcuni minion. A vedere come funziona. Anche perché poi è infinito. Sì. Allora, il parrucchino che fa? Criniera di leone. Questo dà un pochettino tutto. Questo è forte, ti toglie una intelligenza. Oggi questo al tank glielo potresti mettere. E ci togliamo la collana di pesci? Però perdiamo 3 di scudo.
Però c'ha 56 punti salute. C'ha 56 punti salute. C'ha l'elmo che comunque riduce il danno. C'ha più uno qua e un'altra guardia ce l'ha di qua. Non ci abbiamo. Potremmo fare uno più questo, togliendo l'amo. No, l'amo ci serve, lo zio. L'amo serve. La facciamo così. Sì, perché qua prende un bel po'. Allora, e sale anche a 60 PS. Vabbè. Allora, Cimitero. cimitero. Ragazzi, siete i primi ad avventurarmi nel cimitero. Mamma mia. Il cimitero. Allora, primo file. Gatto Mannaro può usare sia il suo attacco in scatto che il suo attacco in salto nello stesso turno. Okay, deve morire. Figlio di bottano. Deve morire in figlio di fretta. bottano. Poi, Tunichello, il suo attacco a distanza infligge sanguisuga, può evocare fuochi fatui. Quando ucciso diventa un laceratore, è un non morto, quindi con gli attacchi sacri qui saremmo andati benissimo. Allora, sali con tranquillità e ti metti qua. Poi dopo hai fatto... Allora, hai fatto 2 movimenti e 50 mosse. Aspetta un attimino, aspetta un attimino. Aspetta un Là in attimino. mezzo non va bene. Allora, No. cominciamo col movimento. Salta, ti puoi saltare anche addosso in realtà. Allora, aspetta, fagli prima il tuo pugno. Perché il pugno non lo butta via. Pugno, shottato. A posto tutto. No, volevo provare la mazza, finalmente un'abilità che abbiamo ricaricato il mano. Aspetta, che facevamo questa qua? Che mo le possiamo fare? Guardia del corpo. Possiamo proteggere metti. un attimino qualcuno. Allora, lo schifezzoide. Spostiamoli un po' da qua, perché sennò ce li shottano tutti uno a uno. Tu magari mettiti qua. Tu c'è un po' di traffico. Ad andare qua. Una curetta a lui magari che stava a morire. Facciamo così e poi lo spostiamo indietro. Allora, tu qua a proteggere. Dobbiamo vedere se nella mappa o nelle mappe che appaiono, se appare qualcosa di particolare dove vicino potremmo usare la pala. Ai. Allora, piano. iniziate a fare più indietro. Ok, e contrattacco. Poi, tu pure fallo più indietro, lontano da quello là. Bam. Iniziamoci a togliere questi qua da mezzo. Si avvicina. Ah. Succa. Anche l'abbiamo tolto, ok. Ok. Allora, il succhioide, lo zio prosciuga uno di salute alla fine del turno di turno. Ah, si ciuccia l'energia il bastardo. Lo zio, lui al momento credo che succhiare sia un po' rischioso. Forse lo puoi succhiare da dove sta. No, rischi da di buttartelo. Ma rischi di buttarlo addosso a qualcuno. Non fare niente. Mamma, è quasi morto. Ok, tocca a noi. Allora, uccidiamo questo e via. Movimento dietro a quell'altro. Dietro non ci arriva un attimino di lato, vai. però facciamo così. Ok, a posto. Laceratore. E vattene via, lo zio. Vattene proprio via. Ciullo pure la moneta. Mi metto già qua dietro. Vai. Ok, uccidiamo. Allora. No, non posso andare da nessuna parte, devo attaccare frontale per forza. Morto. Problema risolto. A posto. Mo ti puoi spostare un pochettino. Ok. Saltagli addosso, ce la fai? No. Nope. Possiamo fare, vai là. Aspetta, attivati. Riferisci. Ok. Sì. Casomai fai il fatto dell'attacco dalla distanza. Morto. Allora, tu non puoi fare niente. No.
No. Ok. Si è ciucciato l'energia. Vai a basta. scudare, così. Mi sa che c'ha quanto c'ha? Il nemico? Lui c'ha 2, c'ha Ah, tanta lo scudo. armatura. Ok. Allora, aspetta. Ok, servono Ma delle dobbiamo un cure qua, attimo così. curare. Bro, che sta male. Niente, potevi usare l'abilità sul rosso. No, volevo tenere un attimo Ci sta. Spruzz. qualche punto mana, perché se lui mo resta qua e non si muove, vediamo di farli attaccare e ci togliamo lui da mezzo, veloce veloce. A posto. Fruzz. Solo un attacco di serve. No, da zio. A posto. Meno male che Fatto. non c'era nessuno. Vic e anche Toria. Risorse sempre Allora. più. Imbroglio, borsaiolo, bottino del cadavere, occhio d'aquila. Allora, aumento fortuna. Più 5 fino alla fine Ok. del turno. Lanci un chiodo che fa cadere delle monete da un'unità colpita e ignora lo scudo. Forte per la build. Per farci un sacco di monete, sì, ma Potrebbe, questo non mi piace. Raccogli 1 o 3 monete da un cadavere troppo situazionale. Generi 2 o 3 monete. No, oggi mi sa che il migliore è borsaiolo proprio. Attacchi, ti fa cadere la moneta, magari vicino, la puoi prendere e ti risposti. sì, sì. No, Questo sarà l'erba gatta grossa, sì. 12 di mana. mana. Ma è una pozione, mi sa che sono tutti pieni. Sì. Sì. Allora. Giallucat trova una strana creatura col corpo deforme e distorto in un ammasso orribile di carne. Giallucat non riesce a capire che tipo di animale fosse prima di mutare. Corri. No, c'hai 3. Corre. Ah, ok. Va Perfetto. bene. Allora, altro fight e ce la facciamo Allora. a farlo. Fantasmini. Spavento, il suo attacco corpo a corpo può infliggere paura o sciagura, sciagura, non che morte. cazzo C'hanno è? 14. Questo è diverso, lo spauracchio. E le assorbe mano, ok. Ok, lui va ucciso dalla distanza. Allora, sì. Allora, Qua. già. Bam. C'hai questo. Bam. E sono monete là. Salta sin parare. Allora, chi Qualcuno è deve che essere doveva? curato. Tu, no. Tu un po' di più. Aspetta, dai. Che prima non ti abbiamo curato. Leccati pure ah no, il testo nell'altro non ci arrivi male. Carlo. No, questo è già fuori. Fa simpatia, fa simpatia. Ok. Vabbè. Giuseppe si teletrasporta, no? Allora. Tu inizi a colpire Iniziamo a lui qua. ucciderne uno, lo zio, che questo è un casino. No, sei troppo vicino adesso. Ottimo, Suca. ottimo. Il problema è che stanno arrivando gli altri. Allora, tu puoi fare qualcosa. Tu potresti iniziare a fagocitare qualcuno. Hai capito? Ok, tu mettiti là. Oh no. Oh no, è stato molto cattivello. Quello non è il momento. Allora, ragazzi, dobbiamo incominciare a fare male qua. Questo deve morire. Lui muore so subito. però 2 con questi qua vicino. Io questo me lo faccio spostare. Vai. Qua dietro, qua. Non ce le ha date o dove le ha Forse fatte le ha cadere? sfumate su un'altra casella. Allora, così abbiamo risolto il problema. Ti puoi anche teletrasportare via se vuoi, c'hai 66 monete. Se ti vuoi fare un teleporto al sicuro.
Ok, tu ammazzi. Ah no, dici tu. Esatto, puoi attaccare questi qua. Morto. E raffica sull'altro. E c'ha pure. Minchia, Raffica però significa sfiga. più di uno. Vabbè, cioè, abbiamo avuto tanto culo prima, mo va bene così, dai. Allora, salta. Lui zomba. Lui zomba e va. Wow. Vabbè. Dove volevi... No, l'ho messo nell'erba per sicurezza. No, per attivare l'abilità che gli parava un colpo alleato. Ecco, questo No, ma è solo gli attacchi alla distanza. Questi stanno attaccando da vicino. Quindi non bloccava neanche. Attacchi a distanza? Sì. Ma dopo vediamo la sicurezza. Ma mi sembra che è quello là che già prendemmo l'altra volta. Allora. Non ci arriva qua. Avvicino un pochettino così. Tu ci arrivi. Avevo l'energia. Vabbè, tu c'hai uno soltanto e si può recuperare. Tu a sto punto. Vai tu qua. Stavo uno di là. Vabbè. Fantasmino. Sciagura. Che cosa è sciagura? Sciagura. Il valore si riduce alla fine del tuo turno. Quando raggiunge lo 0 muori. No. C'hai 3 turni per finire il fight, altrimenti no. Devono morire in fretta, devono morire molto in fretta. Allora, iniziamo da lui. Ok, contrattacco. Allora, ne restano soltanto 2. Molto lontani, tutto quello che vuoi, però soltanto 2. Però sono 3 turni suoi. Quindi in teoria abbiamo tutti i turni degli altri per riuscire ad ucciderlo. Allora, a te facciamo così. Ce lo porto pure vicino. Allora, tu inizia a morire. Poi movimento. Zampa. Vabbè, ci può stare. Se andava diritto avevamo finito il fight. Vabbè. Lascia. Tu zompa là. E ci arrivi pure. Allora, aspetta. Spedisci il prossimo proiettile. No, io dicevo quest'altro oggi. Guardia del corpo. Caso mai si attaccava qualcuno. Sì. Però è morto. Testonata. Ok, se ne salva. Ok. Brutta abilità. Straccia una fiala. Allora, confronto, inalazione, colpo estenuante, bisognino. Ti muovi davanti a un nemico. Scatti. Ti muovi davanti, è buono oggi, ma sono 7 di mana. E 7 di mana sono assai contando le abilità che usiamo di solito nel round. Cioè 7 di mana non facciamo più niente. Se no io sarei per il colpo. Lo possiamo usare qualche volta, quando inizia a costare troppo non lo usi più. Però più va avanti più aumenta. Sì. Allora. Possiamo usarlo 2 o 3 volte. Sciarpa, immunità al ghiaccio, antidoto, rimuovi tutti i malus, può essere usato sulle unità adiacenti, quindi è l'antidoto, ok, in forma di oggetto. Allora, per ora. Cascia, 27 ci facciamo a vedere qualche altra cosa. Camici. Camici. Le cure rigenerano più 2 PS aggiuntivi. Quindi lo dovremmo mettere a lui, così. Però così fai doppia cura e sono 6 e 6 12. Sì. Quindi in questo caso non conviene. Però come oggetto iniziale, però non abbiamo lo spazio nell'inventario. Vabbè, lo vediamo come lo. Allora sono tutte e 2 di merda. Quante? 5? Esamina. Trappola per topi. Lo zi passa silenziosamente, che esamina, ci scatta in faccia. No, 8 di danno. Vabbè. Mamma mia, 8 di danno. Allora. Mamma larva. Allora, durante i fight pure si può salvare? Credo di no. Se faccio esca? No. Ah, ok. Meno male.
Vabbè, Allora, iniziamo un poco, vediamo. mamma larva genera larve, le fa evolvere e fornisce loro turni aggiuntivi. Calpestamento. Ok, un problema, no? Ti deve morire molto in fretta la chiatta. Allora, dobbiamo fare così. 10. Inizia a prendere un po' di danno. Poi Fagli il teletrasporto sì, alle spalle. è artificio. Artigliata. E va bene così per iniziare. Poi inizia a salire. Chiamati pure un alleato nel caso, così. No, Ma perché ma tu? lui no. Vabbè. Provaci. No, chiama sempre lui. No, è proprio... È quello più vicino. Vabbè. Allora, tu inizi a zompare verso... Allora, questi pure devono morire. No, Gianmarco, che mi si consenta. No, Gianmarco, che mi si consenta. La ci potevi saltare sopra, lo zio. Il mo medievale, ok, oggetto. Vabbè. Mettiti Ok. però l'abilità. Questa metti. Allora, tu dovresti curarti da sola, però vabbè. Se riusciamo un attimino... No, ok. Per il momento stiamo qui. Ne è uscito un altro. Forte. Forte. Credevo che non stesse riuscendo più, che eravamo no, al limite. Non stavamo incarrando la Ok. chance. Ok, voi state tranquilli. Voi potete aiutarci a Iniziate a sfoltire salire po' un di gente. pochino. Ok. Questo qual è il problema di queste qua? Danno stordimento. Può muoversi scameroso con un'altra unità. Ok, si possono sbucciare fra di loro. Sì, iniziamo a ucciderli così. E metti contrattacco. E questo mi sa che può tornare utile. Che poi a sto punto meglio togliere Sì. quella piccola. Così vediamo di farcene uscire un altro. Allora. Aspiratore. Quello. Aspiratore forse può fare bella combo. Aspetta che dovrebbe spuntarlo a destra. Vediamo. Ok, Però, scusa, pensavo Toscano. sì, che doveva passare di qua. Non ho Vabbè. capito, va bene. Però so danni. Così, mandiamoli alla carica e... Mandali alla carica. Ah, lo zi! Si switcha con chiunque, si può switchare. Ma quanti attacchi stai no, facendo? Si è Perdonami. switchato quello con questo mo. Hanno fatto 50.000 attacchi. Porca la miseria. Quei due sono. Ok, allora aspetta. No, e tu devi andare giù. Dietro alle spalle così subito. Passo rompo. Ok. E usare il movimento così e vattene da qua perché c'è pure la larva vicino, cioè. Via da qua. Siamo nelle vicinanze. Allora, tu devi andare avanti. Allora, tu devi morire. Vai, allora, uccidiamo prima questo. Bam. Tu devi un attimo morire. Sì. Saltagli addosso. Bam, 6 danni. Battitore. Vedi? Con l'uncino non lo spinge ma ti fa 10 danni, lo zio. Ok. Non è male. Non è male per un cazzo. Ok, ha ucciso pure le larvette sue. Sì, sì, sì. Ha spawnato un altro. Ok. Allora, zio, chi ha bisogno di cure? Quando ci attiviamo con questi. No, pure per il momento mi sa nessuno, forse. Allora, sì, teoricamente, questo qua, allora, aspetta, se tu lo usi sul tank, lui c'ha 2 di gittata, il tank teoricamente... Ah, ecco. Questo qua facciamo attaccare lui qua. Ah, è vero. A posto, facciamo meno un altro. Top, top. Puretta pesce? Su di te? Pure? Ok. Top. Ma quanto casa Far Cry? Beh, sì, Far Cry è una bella saga, molto figo. Spostare un po' così, così li facciamo andare verso anche i nemici. No, fanno un cazzo. L'ultimo non sono riuscito proprio a giocarlo. Dottor Mercury invece si è proprio scassato come un porcello. Mi ha fatto bene. Quindi il prossimo Far Cry, perché di sicuro uscirà un altro Far Cry. Che fai? Se lo mette là va bene, c'ho piacere. Allora, qua devono passare ancora dei turni, però possiamo fare.
Pari sempre a destra? No. Vabbè, comunque l'ha ucciso, quindi va Ok. bene così. Lui sì. God. No. No. Con calma. No. Pushalo, ni hao. Mamma. Ok, 14. Questo non riusciamo più ad accumulare, porca la miseria. No, Allora, ti serve 6. Dobbiamo stare mo', il prossimo non lo possiamo usare. allora. Tu ne togli uno qua. Fagli l'attacco in scatto, lo zio. Ce li hai. Abbiamo fatto un macello dietro. Sì, però non hai preso danno e gli hai evocato la maschera. Vai, lo zio. A posto. Ma 20. Resta solo... Sì. Questo era là Questo ce la fai? fondo. No, nessuno. Aspetta, Gianmarco. C'era ancora il movimento. Ah, giusto. Fatto. A posto. Secondo me gli ultimi fanno dare. Gli ultimi non sono piaciuti manco a me. No, è che sono scesi. Alla fine è diventato un mondo grosso, però. Allora. Stessa cosa. Non c'è quello che personalmente ho proprio amato, perché si vedeva che c'era un altro tipo di impostazione. Il 3, quando uscì il 3, è lì cazzarola. Poi gli altri sono sempre copie del 3, mettiamola così. Oggi qua è parola. Vogliamo dirlo? Diciamolo. Senza proprio parlare. Stava dicendo? Parola guaritrice per forza. Cura a distanza, 5 cure. Non ci stanno cazzi. È l'ultima cosa che gli manca al setup, la cura a distanza. Fatto. E adesso ce l'abbiamo. Direi che ci dobbiamo fermare qua, lo zio. Possiamo fare questi due giusto da vedere, tanto nel Ok. difficile non ci andiamo. Ok, Fabio. 35. Caramella rara. Attenzione. Mosse potenziamento. potenziate. Allora, leggiamo. Potenziamento, curi te o una tonalità entro 4 caselle di un PS. Rimane di ottenere anche più uno al cuore. Alla Ok. costituzione, ok. Costringi tutte le unità presenti in un'area ad attaccare uno dei propri nemici. Ok. Tu e i tuoi alleati vi muovete verso... Aspetta però. Tu e i tuoi alleati vi muovete verso il nemico. Poi Si menano tutti con tutti. ottiene più la... Tutti. No, lo sì. Curi altre unità in un'area a distanza. Lo sì, cura potente. Ma buttalo dentro. Ma buttalo dentro, cazzo. Buttalo dentro. Miccetta. No, oggi non li compriamo più questi qua. Ok. Sono soldi buttati, ci facciamo un bel po' di soldi, compriamo roba a casa. Però Però? No. Però- No, lo zio. Dobbiamo assicurarci la vittoria del cimitero, lo zio. Le run di dopo, tutti i livelli difficili che vuoi. abbiamo preso cura potenziata No, dalla ma distanza. vincere, lo Grazie. zio. No, lo zio. Questa run deve Curatevi essere... tutti. No, No, deve niente, essere lo vinta fa. questa run. Va bene. Inizia ad andare subito. Vediamo l'evento. No. Ah, non è questa. No, no. Ho sbagliato. Vai sopra. Aspetta, questo bravo, qua. Molto Ok. bravo, molto bravo. Vedi? Allora, uno strano ammasso di carne rosso e luccicante giace a terra dinanzi a Gianluca. Anzi, ma mangia, c'hai 15, mangia sta merda. L'intero gruppo ha recuperato un 100% di salute e abbiamo trovato anche 9 di Quindi cibo. anche i pet. Vabbè, lo scopriremo. Allora, la mappa noi giustamente non riusciamo. No, arriviamo fino a qua. Livello 6, livello 5, livello 5, livello 5. Allora, noi per stasera stacchiamo Mamma qua. mia. Domani vediamo di finirci il cimitero, vediamo un attimo che succede. A posto. Chi lo sa, ma qua ci sarà proprio il boss, quello... Qua ci sarà uno forte. Vabbè. Forte, sì. Allora, nel frattempo, buonanotte a tutti. Io sto giocando... appunto, vedi. appunto. Perfetto. Quello divertiti, ma vatti a riposare, stasera ti vedo bello attivo. Poi dici tutte le sere sono stanco. L'importante è che stai bene, divertiti. Esatto. Fai a modo. Esatto. Fai a modo. Buonanotte. Buonanotte a tutti.